Carissimi concittadini, buongiorno e buon 25 aprile. Ci troviamo a celebrare questo 75esimo anniversario dalla liberazione dal nazifascismo in circostanze molto particolari. Mai come oggi possiamo percepire e comprendere tutti i disagi che derivano dalle limitazioni della nostra libertà. Oggi però lo si fa per una giusta causa, che è quella di vincere la battaglia contro il virus. Mentre durante il ventennio di barbaro dominio fascista si era costretti a vivere con una libertà limitata a causa di una dittatura sanguinaria, qual era quella fascista. È con la liberazione, col sacrificio di tanti italiani, di tanti partigiani, che in quel lontano 25 aprile siamo riusciti a liberarci dalle catene e a costruire la nostra patria, la nostra Italia. Ecco che appare doveroso quindi ricordare e celebrare questa giornata innanzitutto per trasmettere il valore profondo di libertà alle giovani generazioni e per spegnere ogni deriva autoritaria. C'è ancora chi non ha tratto insegnamento dalla storia e ogni tanto mette in discussione alcuni principi fondamentali che in un battibaleno possono farci tornare a modelli sbagliati che minano le basi della convivenza civile e della nostra libertà. Dobbiamo evitare di trovare sempre un nemico di comodo. Un nemico che vuole solo distogliere l'attenzione dai veri problemi e noi rappresentanti delle istituzioni dobbiamo essere in prima linea per lanciare messaggi corretti, veritieri e per trovare soluzioni da dedicare ai nostri cittadini. Vi lascio con una poesia, 25 aprile 1945. Ricorda, o cittadino, questa data e spiegala ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Racconta loro come un popolo in rivolta si liberasse un giorno dall'oppressione e narra loro le mille gesta di quei provi che sui monti, nei borghi e in ogni luogo sbarrarono il passo all'invasore. Ne ti scordar dei morti, ne ti scordar di raccontare cos'è stato il fascismo e il nazismo e la guerra. Ricorda. Ricorda le rovine, le stragi, la fame e la miseria, lo scroscio delle bombe e il pianto delle madri. Ricordati di Buchenwald, delle camere a gas, dei forni crematori. E tutto questo spiega ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Non perché la odio o la vendetta duri, ma perché ben sappia quale immenso bene sia la libertà e imparino ad amarla e la conservino intatta e la difendano sempre. Buon 25 aprile, viva la Resistenza e buona festa di liberazione a tutti. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore